Siamo con il direttore generale dell'azienda sanitaria numero 5, il dottor Paolo Bordon, a una giornata veramente storica per Pordenone. Tanti anni di attesa, oggi finalmente partono i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone. Sì, direi che dalle parole si passa ai fatti finalmente, è una grossa responsabilità, un grosso impegno, una grossa sfida che accettiamo con entusiasmo, perché questa comunità merita veramente di avere un ospedale moderno, funzionale, che possa affrontare adeguatamente le sfide sanitarie dei prossimi 50 anni, quindi ci rendiamo conto dell'importanza di questa giornata, del grande lavoro di molte persone che sono intorno a questa giornata e che hanno consentito di individuare risorse, tempi, professionalità per realizzare il nuovo ospedale. Due parole sui tempi. Dopo questo progetto di demolizione che occuperà circa 6 mesi di lavoro, nel frattempo i progettisti stanno lavorando per il progetto preliminare e definitivo che ci verrà consegnato con i pareri per l'autunno, fase in cui autunno 2015 saranno la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione. Stimiamo che la prima pietra su questa area recuperata possa avvenire nell'autunno del 2016.